intanto che Andrea fa una breve introduzione, io vedo se riesco a sistemare i microfoni. Buonasera e benvenuti a tutti. Siamo qui per presentare Giampaola, che sicuramente molti di voi conoscono. Io sono l'editore e chiedo venia, ma non mi è mai successo di vendere tutte le copie prima ancora di cominciare una presentazione. In tutta onestà non mi è mai successo di finirle nemmeno dopo, quindi è una cosa del tutto eccezionale ed è un piacere vedere. Penso che stiano arrivando i microfoni ed è veramente un piacere e un onore vedere la sala del Pedrocchi completamente piena, è veramente molto bello. Io ho il compito di iniziare un attimo la presentazione di Giampaola. Grazie. Abbiamo qui Giampaolo Tedeschi ed Eleonora che presenterà l'intervista a Giampaola. Per quanto riguarda questo libro, una piccola brevissima introduzione da parte mia. Io prima di fare l'editore avevo scritto anch'io qualcosa, anche se probabilmente a pochi interessa, insomma. Uno dei racconti che mi sarebbe sempre piaciuto scrivere sarebbe stato quello di immaginare una giornata media di una qualsiasi persona media e metterci dentro però due persone che vivono le stesse cose, le stesse esperienze personali in modo completamente opposto. Una è una persona negativa, una persona che vede tutto buio, una persona che percepisce il mondo non come un'opportunità ma come una minaccia. E l'altra invece che vede tutto in modo positivo, le capitano le stesse sfortune, le stesse vicissitudini, però che riesce a dare un quid positivo alla propria esistenza, a quella piccola giornata. Questo è solo un racconto che rimane tuttora nella mia immaginazione, che però avrebbe voluto, vorrebbe far capire come si vivono le proprie esperienze determina in modo fondamentale la felicità o l'infelicità di una persona. Il fatto che ci siano delle persone contente o delle persone infelici dipende molto anche da come ci approcciamo alle nostre vicissitudini personali. Giampaola in questo è una vera maestra dal mio punto di vista, perché le sue vicissitudini personali, e credo che molti di noi le conoscono, le hanno permesso non tanto di sentirsi una vittima, non è una persona che si lamenta, è una persona, Giampaola, che ha imparato proprio a cogliere le proprie vicissitudini personali. Sempre era tutto bello. Dalle proprie vicissitudini personali Giampaola ha imparato, anche da quando muoiono i microfoni, tipo a metà, a trarne spunto positivo, beneficio, non solo per se stessa ma anche per gli altri. E questo anche in questo libro personale, unico, che narra la sua storia del tutto particolare, che io quando l'ho letta sono rimasto veramente a bocca aperta. No, è la verità. Per un editore di solito si leggono molti manoscritti, ovviamente fa parte del nostro mestiere, ma è difficile trovare dei manoscritti così pieni di vita vera, reale, vissuta e palpitante e coinvolgente, eppure scritta in modo molto semplice e accessibile, nel senso... La tua storia. Ci sono dei problemi con le batterie, credo. Sì, adesso me le faccio. No, perché sono passata un po' da scema. Comunque reperibili sia in internet che eventualmente anche alla scrittrinetti che è qui dietro. Veramente la tiratura normale di un mio libro della Panda è stata volatilizzata in meno di un mese, e quindi molto bene. In realtà anche nelle classifiche online questo libro sta andando molto bene, devo dire, al di là di ogni mia più rosea aspettativa, nel senso che io ci tengo molto a Giampaola perché la conosco da più di 20 anni e è una cosa bellissima, no? Ma cosa stai dicendo? Fatti sentire, alza la voce.
Eleonora che ci presenterà la serata. Grazie. Buongiorno, io sono Eleonora Guiatti, sono principalmente un'amica di Giampaola e sono molto felice di poter essere qui a presentare questo libro. Oggi, tra l'altro, è un giorno molto particolare, io credo che molti di voi lo sappiano perché molti di voi sono amici della famiglia di Giampaola. Il 22 aprile è stato il giorno in cui Luciano, il papà di Giampaolo, appunto è mancato, di 11 anni fa. Quindi siamo oltremodo contenti di poter presentare questo libro proprio oggi, perché questo libro è dedicato al padre. Quando io l'ho approcciato la prima volta, ho pensato subito alla lettera al padre di Kafka, tutta un'altra cosa. Intanto non c'è una critica, non c'è un percorso freudiano, psicoanalitico, qui c'è fondamentalmente una cosa: amore. Inoltre, se dovessi definire in poche parole quello che questo libro è un libro profondamente sincero. Sembra proprio che Giampaola abbia avuto la necessità, ed è senz'altro così, di scrivere quello che ha scritto. Non c'è un fine, non c'è un obiettivo, non c'è un narcisismo, non c'è nulla più del desiderio di raccontare questa esperienza incredibile che ha vissuto. Contestualizzo un attimo il libro, sempre per chi non sapesse esattamente di che cosa si tratta. Giampaola sta tornando dal lavoro una sera in macchina, piove, la macchina perde aderenza, scivola e si schianta contro un autobus. Quella sera ho avuto modo di sentire la famiglia, insomma la macchina era distrutta, Giampaola era in coma e la situazione sembrava veramente drammatica. Mesi dopo, questo libro. Quello che mi viene da dire leggendo questo libro, vedendo l'esperienza che ne è uscita, è che tutto quello che ci succede nella vita può essere drammatico, come diceva Andrea, o può essere una sorpresa. E, come diceva un famoso detto cinese, detto orientale, appunto, chi può dire se sia una fortuna o una sfortuna quello che ci accade? Ecco, Giampaola è rimasta in coma una settimana, giusto, più o meno, e sembra una tremenda sfortuna un incidente del genere. In realtà è stata una fortuna incredibile, perché in quella settimana ha rincontrato suo padre. Ci racconti un po' questa esperienza? Che è difficile raccontarla e spiegarla, però sì, ho vissuto questo incontro e l'ho metabolizzato anche a distanza, insomma, di un po' di tempo, ed è stato importante perché ho potuto intanto dirgli addio, cosa che magari non avevo potuto fare, e sentirlo di nuovo, quindi sentire quel calore, quell'abbraccio e dialogare con lui su alcune magari questioni anche sia mie che sue, insomma, e quindi capire magari anche alcune cose che non avevo potuto comprendere totalmente e che forse avevo la necessità di chiarire, di sentire, e mi ha aiutato molto a liberarmi da molte cose, e quindi devo dire che è stato un miracolo, un piccolo miracolo da questo incidente, anche un piccolo miracolo ne è uscito e quindi sono contenta, ecco. Sfogliando questo libro, io avrei molte cose da segnalare, perché è chiaro che si tratta di un'esperienza personale, ma quale scrittore non parla di sé, in fondo? Però secondo me questo libro ha anche uno sguardo, offre uno sguardo sul mondo che ha qualcosa di filosofico, nel senso che dà una visione di come può essere vista la vita. Prima di entrare nel merito di questa visione, mi piacerebbe sapere da Giampaola se questa visione, che cosa è cambiato dopo questa esperienza nella visione del mondo della vita.
Ma come visione ho, diciamo, più consapevolezza di quanto anche le azioni che si fanno siano importanti e che lasciano qualcosa, sia qui nella nostra vita, diciamo, terrena, che anche oltre. E come dico, cioè, l'amore è un'azione, e agendo secondo questa visione, secondo me ci si libera anche da molte paure e condizionamenti, ed è forse la via anche per trovare una certa libertà e dimensione di pace. E così. Allora, quando leggerete questo libro vedrete che compaiono più volte la parola azione, quello che ha detto ora Giampaola, la parola consapevolezza di sé, la parola compassione e poi soprattutto la parola amore. Vorrei soffermarmi un momento su questi 4 cardini del libro e della tua esperienza, e vorrei sapere se riesci in qualche parola a spiegare a chi ancora non ha letto il libro che cosa sono esattamente queste cose. Forse di azione qualcosa abbiamo detto, cioè questo libro inneggia appunto all'agire, al non temere, al non fermarsi, e dice che comunque, perché tuo padre l'ha detto a te, l'amore bisogna dimostrarlo con i gesti, perché le parole possono essere dei gesti qualche volta, però devono avere quel peso specifico. Se poi a una parola non segue un'azione, diventa una parola vuota. Compassione, consapevolezza, amore. Sì, la cosa che forse mi ha colpito anche di più è la consapevolezza che di se stessi e anche delle azioni che si intraprendono, e perché, quindi anche quando andremo, diciamo, nel cosiddetto oltre, diventeremo forse consapevoli delle persone che siamo stati, nel bene e nel male, e comunque l'amore che lasciamo e che ci portiamo dietro, appunto, anche nell'oltre, ha un suo ruolo, ha un suo percorso che ci aiuta anche, e quindi diventeremo consapevoli delle azioni d'amore che abbiamo compiuto, oppure di quelle egoistiche, diciamo, oppure di altro tipo. Sì, la consapevolezza. La compassione, che la compassione è un'azione, cioè è facile dire io provo compassione per te, oppure ho carità, però è un atto, cioè nel senso, appunto, solito discorso, cioè le parole hanno un ruolo, per carità, però è l'agire che dà concretezza anche alla compassione, e nella semplicità, cioè nelle cose più semplici, più banali, invece noi tendiamo sempre magari a criticare anche quello che succede, specie in questo periodo storico, però poi alla fine ciò che conta è quello che noi facciamo per migliorare magari la vita a qualcun altro, o dare compassione effettiva a qualcun altro, e penso sia questo quello che resta e che aiuta, ecco, in generale. L'amore ce lo teniamo per dopo, perché comunque è il cuore pulsante. Hai già citato più di una volta l'oltre. Questo è un tema naturalmente delicato, perché nessuno potrà mai verificare se effettivamente tu hai incontrato tuo padre in un qualche luogo dell'aldilà.
anche se rimane il fatto che quello che resta è quello che ti ha lasciato questa esperienza, e questo è quello che conta, perché diciamo che tu non hai un rapporto particolare con la fede, tu non stai scrivendo un libro per dire credete nell'aldilà, però hai vissuto questa esperienza e la stai raccontando, e nel libro infatti si parla di oltre e di purgatorio. Cos'è il purgatorio secondo l'esperienza che hai vissuto tu? Secondo questa esperienza è proprio la consapevolezza delle persone che si è stati, ed eventualmente anche perdonarsi e capire quello che non si è capito magari in questa vita terrena, e quindi dai vari condizionamenti o le piccole cattiverie che abbiamo fatto, gli egoismi, insomma quello che poi ognuno di noi in qualche modo fa. E quello che appunto mi è stato detto, indicato, è che appunto il giudizio in realtà non viene dall'alto, ma da noi stessi, cioè il fatto di vedersi per quello che si è stati, e siamo noi a giudicarci, dall'altro viene solo, diciamo, il perdono e l'amore, mentre qui siamo noi, facciamo il nostro percorso di consapevolezza, almeno questo è quello che mi hanno detto. Credo che appunto molti di voi conoscano le circostanze in cui il papà di Giampaola è morto, e l'ambiente che stava vivendo, le difficoltà che stava vivendo. Luciano ti dice, mentre siete in questo non luogo, ti dice: nulla ci può salvare da noi stessi. Sì, questo è un altro punto, perché ovviamente la domanda gliel'ho posta, ed effettivamente è così, cioè l'amore altrui non ci può salvare dai nostri condizionamenti, che magari possono provenire anche da diverse fonti, da bambini, adulti, dagli ambienti in cui magari viviamo e ci portiamo dietro, quindi dei cosiddetti punti di fragilità nostri che noi tutti abbiamo fondamentalmente, spesso teniamo da parte e non affrontiamo, però nel momento in cui magari veniamo colpiti nel nostro punto debole, come reagiamo è sempre un punto interrogativo, perché a volte non li affrontiamo, tendiamo a tenerli appunto da parte, e quindi questo imparato invece affrontandoli, oppure mettendoci anche in discussione in determinati modi, riusciamo magari a superare dei nostri buchi neri, dei nostri punti di fragilità, cosa che lui in quel momento non è riuscito a fare, nonostante magari il lavoro che lo attorniava, e quindi mi ha chiesto insomma anche di perdonarlo. Sì, il tema del perdono è un altro dei temi che in questo piccolissimo libretto viene affrontato, perché papà ti chiede perdono per quello che ha fatto e tu chiedi perdono a lui per non avere creduto al tuo istinto. Possiamo toccare questo tasto? È delicato. Ci proviamo? No, perché questo libro è anche una catarsi per te. Cioè, lei per tantissimi anni ha tenuto dentro tante cose, essendo comunque una persona introversa, che tiene molto, che trattiene. E quindi mi fa piacere tirare fuori questa cosa, perché l'ha scritta nel libro e forse è davvero il momento di buttarla via. Sì, per me è stata sicuramente una grande liberazione, perché mi sono un po' liberata da questo senso di colpa che ovviamente mi sono portata dietro per tanto tempo, e ha condizionato ovviamente anche in qualche modo la mia vita, e il fatto di non aver creduto al mio istinto, perché quella sera appunto ho vissuto
quello che poi mi sono trovata a vivere la mattina, e quindi è stato difficile accettarlo in qualche modo e a non poter evitare la tragedia, ecco. E quindi invece lui, da questo punto di vista, sì, mi ha in qualche modo liberato da questo senso di colpa che mi sono portata dietro, quindi è stato bene. Scrivendo questo libro e dopo aver vissuto questa esperienza, tu chiami questa nuova parte della tua vita una tua nuova opportunità. Per cosa? Ma nuova opportunità perché comunque forse ero rimasta in qualche modo anche bloccata da quell'evento, perché comunque un po' come scrivo che il tempo si ferma e quindi crei anche dei muri o in qualche modo delle barriere, e invece questo è stato un modo per anche rimetabolizzare, rivivere e liberarsi di questa parte così importante comunque della tua vita, di questo evento che l'ha condizionato, e quindi è stato un modo per andare comunque oltre questa tragedia, e quindi liberarsi e rimanere sempre aperti ai cambiamenti, all'amore. Ho iniziato questa presentazione dicendo che questo è un libro dedicato a tuo padre, e lo è sicuramente, però devo dire che è anche un inno a tua mamma e alla vostra famiglia. Come se quando succedono queste cose così drammatiche, il bello fiorisse, non c'è più così, il bello fiorisse e il brutto andasse, no? Come se si potessero consolidare le cose che contano e magari le altre prendono un'altra strada. E credo che anche la tua famiglia in qualche modo sia diventata ancora più coesa, se è possibile, intorno a queste meravigliose donne che vivono questa cosa e che tengono stretto il cuore, il ricordo, l'amore. Sì, assolutamente. Cioè, diciamo che la sua famiglia aveva fatto sposo di donne e effettivamente tutte queste vicissitudini comunque ci hanno unito e comunque dimostrato che quando c'è coesione, appunto amore l'uno per l'altro, si va avanti, ma si va avanti c'è bene, guardando comunque in positivo, e questo è quello che poi appunto rimane e resta sia qui che anche quando andremo da un'altra parte, e comunque questo amore che abbiamo saputo dare rimane, ecco, e rende tutto anche più facile. Intanto che cerco un passaggio che vorrei leggervi, poi magari penso che anche tu ne abbia scelti alcuni, giusto, da leggere. Volevo chiedere, senza svelare comunque la storia del libro, insomma, raccontaci un momento, cosa è successo, cosa hai vissuto tu da dentro, cioè cosa racconti qui? Allora, racconto essenzialmente anche me stessa e anche il rapporto che in qualche modo mi legava e mi lega a mio padre, perché comunque eravamo anche molto simili e quindi in tante cose ci si ritrovava. E quindi racconto essenzialmente me e questa esperienza e spero che possa appunto aiutare chi magari ha avuto delle difficoltà, magari perdendo appunto persone care, e quindi che possa dare speranza.
speranza e in qualche modo anche gioia di sapere che appunto questo legame, questo rapporto c'è, non è astratto, è reale. Sì, papà dice, il bello di questo posto è che posso starvi sempre vicino, qualcosa del genere. Entrando, diciamo, facendo un discorso più concreto, Giampaola è in coma e incontra il padre e gli dice stai qui con me, io non voglio tornare indietro, io sto bene qui, sto bene tra le tue braccia, non ho voglia di tornare. E invece in tutto questo percorso, in questo periodo che trascorrono insieme, tuo padre cerca di convincerti a tornare a vivere e dice alla fine una frase bellissima e dice, non me la ricordo a memoria, arrivederci bambina, va e divertiti. Sì. Sì, perché c'è la cosa che mi ricordo di più che volevo rimanere in realtà là, infatti cioè che stavo bene, avevo ritrovato quel senso di sicurezza che forse anche con la sua perdita non avevo più e lui mi ha mostrato in realtà che cosa in qualche modo avrei perso e questo mi ha aiutato perché tu continui a vivere a modo tuo e appunto di saperti divertire e quindi sì, mi ha dato diciamo, la spinta. Io leggo queste poche righe, poi lasciate l'onore di leggere un estratto del tuo libro. Dice: queste sono le cose che restano: l'amore, l'amicizia, il rispetto, l'onestà di sentimenti vissuti e che si trasmettono. Questo resta anche oltre la morte, perché una fine non c'è realmente, ma solo una trasformazione. Ora ditemi se non è una chicca di pensiero orientale questo. Vorrei che ci dicessi tu quali sono invece i pezzi del tuo libro che senti più forte, che ti sembra che lo rappresentino di più. Sicuramente appunto questo che hai letto e poi appunto proprio l'amore che resta nonostante il tempo, cioè adesso sono passati per esempio appunto quest'anno 11 anni dalla scomparsa eppure l'amore che ha dato, ma al di là della sua famiglia, che voglio dire è anche più normale, insomma ovvio, ma anche proprio l'amore che ha lasciato, che ci ritorna indietro attraverso gli amici cari, i collaboratori, è proprio indice di quanto l'amore che lasci, che trasmetti, rimane nel tempo, nonostante le varie vicissitudini e tutto. E quindi penso che questo sia la cosa più bella e più importante. Sì, ma io vedo più le linguette. Sì, vabbè, perché lo sapevo. Scegli ne. Allora, un momento mi dice: vivi a modo tuo e agisci come credi sia giusto. Sono le azioni che restano anche dopo, quando si va oltre. Un abbraccio che hai donato resta, una parola dolce e sentita, una risata che hai regalato resta. Gli amici che aiutano con gran cuore le figlie di un amico che non c'è più, quelli restano. Partire per l'Africa, aiutare chi ha bisogno senza grossi discorsi, ma partendo e facendo, quello resta. Queste sono le cose immortali. Quindi criticare, giudicare, condannare non servono a nulla. Io farei un applauso.
Giampaola dice quello che resta sono le amicizie anche, no? Le persone a cui hai voluto bene e che ti vogliono bene. E oggi qui questo libro ha portato anche un'altra sorpresa nella vita di Giampaola e della sua famiglia, cioè ha ritrovato un'amica d'infanzia con cui ha vissuto tantissimi momenti belli, che è Giovanna Lubian, che ci farà una sorpresa canora alla fine di questa presentazione, prima di questa chiusura in bellezza, e poi darò anche la parola a Giovanna perché ci dirà perché è qui, che canzoni ha scelto, che ricordo ha di Luciano e che cosa sta vivendo in questo momento, perché è una ragazza molto empatica. Vi chiedo se qualcuno di voi ha qualche domanda, perché immagino che ci sia qualcuno che vuole chiedere qualcosa all'autrice. Giornalisti? Vedo un giornalista col taccuino che sfoglia, attenzione. C'è un poeta, si chiama Guy de Maupassant, che in Italia le sue con una bellissima poesia. Che dice, tradotta, dice: non piangere me che ti amavo, ciò che è stato non fugge mai, lascia cadere il tuo tetro dolore. Un'ombra può piangere un'ombra? Questo è un'ombra. Ciò che è stato non fugge mai, lascia cadere il tuo tetro dolore. Un'ombra può piangere un'ombra? No, perché è sempre presente. Un'ombra, un'altra ombra, che si rincorrono, che vanno, perché vanno al di là della realtà. E questo è il messaggio della realtà. Sì, nel senso che proprio anche quello che c'è i rapporti, l'amore è una qualcosa che rimane, e quindi proprio c'è la condivisione anche tra le persone che magari hanno fatto parte della nostra vita e che adesso non ci sono più, e quindi è tutto una trasformazione o un'unione, comunque non c'è un vero abbandono. Allora passo il microfono a Giovanna, ringraziandoti a nome di Giampaola e di tutti di questa presenza. Intanto grazie a voi, perché per me è stata una bellissima occasione per rivedervi come famiglia, anche l'Osvalda, e vi ho sempre adorati perché abbiamo fatto un'esperienza bella insieme. Nella mia infanzia, dei ricordi bellissimi di vacanze insieme. Sapete, quando si va con i cuginetti, con gli zii, insomma, io fra l'altro volevo dire che in tempi e modi differenti, anch'io insomma sono orfana di papà, e il fatto è che io non l'ho mai conosciuto, e quindi c'è questa differenza insomma grande. Però ascoltando la Giambi prima, ho pensato, guarda che meraviglia che con un veicolo come la scrittura si possa buttare fuori quello che magari non siamo riusciti a risolvere o comunque a capire, no? Adesso, al di là di questa meravigliosa esperienza che hai fatto, ma tu sei stata geniale a pensare di concretizzarla e renderla a tutti,
accessibile a tutti, quindi insomma anche grazie sicuramente a persone che ti hanno aiutato, però non è scontato, ecco, c'è gente che magari si chiude e può dire no, preferisco tenermi dentro, invece la gente ha sete secondo me di questo, perché ecco io mi sono sentita vicina alla Giampaola perché nel mio piccolo invece così ho scelto la via della musica e la via di scrivere canzoni, quindi sono diventata cantautrice anche con difficoltà, con dubbi, perplessità all'inizio, perché una parte della mia famiglia voleva che facessi tutt'altro, insomma, e magari preferivano che avessi un posto più sicuro, no? Con la musica a volte c'è la possibilità di non arrivare a fine mese, però questo non importa, non è questo che volevo dire, era che sono due mezzi terapeutici, cioè la scrittura di un libro, la scrittura di canzoni, due mezzi per portare magari alle persone una tua emozione, una tua esperienza e magari fare del bene, ecco, senza rendersene conto. Ecco, io cosa posso aggiungere? Che vabbè, ho un ricordo fra l'altro strepitoso, meraviglioso di Luciano, e grazie anche ai miei zii che me l'hanno fatto conoscere, me l'hanno fatto vivere. E prima dicevamo una cosa molto, molto bella con mia zia Luisa, che è qui, e che praticamente il fatto che il periodo della mia infanzia, quando andavo così a fare le vacanze con loro, il mio papà non c'era, no? C'era solo mia mamma, e Luciano in qualche modo, cioè una volta mi ricordo che giocando mi sono fatta male, tipo sono andata a sbattere addosso una ringhiera e un chiodo mi è finito sulla testa, e praticamente Luciano è stato quello che con mia mamma di corsa, insomma, mi sono venuti ad assistere, mi hanno portato in pronto soccorso. Io mi ricordo proprio come se fosse ieri che Luciano diceva piccola a destra, cioè aveva questo modo sempre molto, nonostante insomma così anche il momento di difficoltà, e proprio ho questo ricordo bello di questa famiglia, e sono felicissima di essere qui. Grazie a voi, e di magari portare un po' di musica per Luciano e per tutta la sua famiglia meravigliosa. Ma io in realtà non sono molto brava a parlare, infatti mia mamma diceva: Giovanna, canta che è meglio, perché tendo sempre anche a evadere. Quindi posso cantare? Allora, io ho scelto come primo brano questo brano che ho scritto finché aspettavo il mio secondo figlio, perché nel frattempo Giampaola siamo cresciute, no? Abbiamo avuto 2 figli, insomma, e ero così anche abbastanza terrorizzata da questo cambiamento che stava avvenendo, insomma, nella mia esistenza, e mi sentivo assolutamente inadatta ad avere un secondo bambino. E quindi l'unica cosa che sentivo dentro di me era una sensazione di innocenza, cioè tipo non ho fatto niente, cosa devo fare? E innocente è la risposta, insomma, a tutto quello che ho provato in quei momenti. Di affetti e di ricordi
sul giardino dove cambiano le stagioni. Nella mia cella ho imparato che cos'è l'amore. Così piccola diventa grande come il mondo e non c'è più confine tra ieri ed oggi. Il colore che domina è il bianco, ti rimane nelle mani come luce, e così le tue parole sono balsamo per le mie ferite. Se la sera mi sento persa, prendo a calci tutti i miei fantasmi e mi vieto ogni nostalgia. Prendo a calci tutti i miei fantasmi e mi vieto ogni nostalgia. Persona fa finta di fare rivoluzione, di essere speciale. Ogni persona fa finta di innamorarsi, di essere immortale, ed io mi sento essenziale e di nuovo innocente. E mi vieto ogni nostalgia. Prendo a calci tutti i miei fantasmi e mi vieto ogni nostalgia. Se la sera mi sento persa, prendo a calci tutti i miei fantasmi e mi vieto ogni nostalgia. Prendo a calci tutti i miei fantasmi e mi vieto ogni nostalgia. Grazie mille. Allora, io credo di aver sentito tantissima speranza, no? In queste parole di Giampaola, per cui ho pensato di regalare a Luciano un brano molto bello che adesso riconoscerete.
dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where trouble melt like lemon drops, a wave above the chimney top, and will you find me somewhere over the rainbow? We hide. There's a land that I hear once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why? They knew I can hide. Oh, birds fly over the rainbow. Why? They knew I can hide. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where trouble melt like lemon drops, a wave above the chiming tops, and there you will find me somewhere over the rainbow. We hide. There's a land that I hear once in a lullaby. There's a land that I hear once in a lullaby. Ok, c'è un brano che invece ho dedicato a mio padre, che credo che sia comunque in tema, nel senso che parla di un velo, cioè un velo che io con cui ho vissuto, finché a un certo punto ho proprio chiesto con la preghiera, no, che mio papà in qualche modo togliesse questo velo, perché cercavo troppo la sua presenza, in presenze che non potevano sostituirlo in qualche modo, per cui ho scritto questa The Veil, che è in inglese perché i miei primi dischi sono stati scritti in inglese dopo un'esperienza che ho fatto all'estero. You died before I had time to know you, 'cause I was when they buried you, and that was the time when I made a wish, but it doesn't matter, it never came true, so I had to kill you, Daddy. In any case, you are always there, and not out of place, tropical and blue. I
save me. Freedom is far and heaven is changing. Please don't lead it down the field to free me. Nobody is about, nobody is around. Grazie mille. Ok, invece c'è un brano che parla di piccole cose, quelle che poi ti fanno scoprire le cose più grandi, e l'ho intitolato Only Small Things Matter, che significa solo le cose piccole hanno importanza, ed è una specie di una piccola ballata che io avevo quasi così sottovalutato nelle mie creazioni, no? Invece poi facendola ascoltare così sono stata anche così spronata a dire no, questa è una canzone che rimane, e anche il messaggio, per cui questa è la cosa più importante. Only small things matter. The stars in the highest heaven, like the wings of a butterfly, drifting suddenly into sunlight. Only small things matter. Only small things matter. Towards the laughing sun. Your laughing sun is in a photograph. So you are aware of your heart is among the stars in the highest heaven, like the wings of a butterfly, drifting suddenly into sunlight. Only small things matter. Only small things matter. Towards the laughing sun, your laughing sun is in a photograph. Only small things matter. Only small things matter. Towards the laughing sun, your laughing sun is in a photograph. Only small things matter. Only small things matter. Towards the laughing sun, your laughing sun is in a photograph. Grazie mille.
Ok, posso fare una cosa un po' particolare, Giampi? Voglio fare una cosa un po' particolare. Allora, questa canzone è stata scritta come esperimento, insomma l'ho scritta facendo un po' vincendo la paura di scrivere in italiano, perché venendo sempre dall'inglese dovevo fare qualcosa che non andasse per forza omologata a tutte le canzoni, diciamo, che sentivo in italiano, e per cui dovevo fare qualcosa di originale fondamentalmente, e ho scritto questo testo e poi ho messo la musica. Questo testo si intitola Parole assenti ed è una canzone che ho dedicato a tutti coloro che in qualche modo vivono un disagio nell'arte, nell'espressività, cioè il fatto di riuscire a comunicare qualcosa o non riuscire a farlo, no? E nella mia città mi chiedono: ma Lubian, tu che cosa fai di lavoro? Io sono musicista. Sì, vabbè, però intendo di lavoro, cosa fai? Io sono cantautrice, musicista. No, ma io volevo sapere un po' di lavoro, come fai a mantenerti? Allora, capite come questo va come ad azzerare tutto quello che uno ha fatto per anni e in qualche modo non è stato compreso, no? E allora io, per ridere, su questa sorta di umiliazione che poi alla fine non è così, però ho scritto Parole assenti. Vi racconto questa storia e sicuramente riderà anche Luciano. Il mio insuccesso nei tuoi riguardi ha finito con ostruire ogni mia capacità creativa, in un modo particolarmente disastroso, quale mai avevo provato in precedenza. Non posso abbandonare l'incertezza dell'arte, nonostante non sappia che cosa posso sperare di concludere. Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Ma come fai a trovare il tempo per scrivere con il da fare che hai? Deve essere splendido avere un passatempo del genere, ma sei sempre stata una ragazza strana. La mamma come va? La mamma come va? Era un uomo così simpatico, tuo padre, io lo ricordo bene. Avrò l'impressione di vederlo ogni volta che ti guardo. Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Secondo voi sono radiofonica? 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 Sei sempre stata una ragazza strana, ma sei sempre stata una ragazza strana.
esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso, l'hai mai provato? Un blocco che esilia uno da se stesso. L'avete mai provato? Io sì. Ok, volevo lasciarvi con un ultimo brano che vorrei dedicare in particolare alla Lucia e alla Giampaola. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years and you've been there, and now you disappear straight some better place, and I miss you like the desert miss the rain, and I miss you, yeah, like the desert miss the rain. Could you be there? You always wear your steps ahead. Ringrazio veramente tutti di essere qui, di essere venuti e del calore e l'affetto che ci avete sempre dimostrato e a me e alla mia famiglia. I libri prossimamente saranno di nuovo a disposizione e intanto potete acquistare questi bellissimi CD della